Tanacus, amico Cimino, leggo dalla coperta, il poeta che ispirò i tenori sdibiti di Munnelù. Edizioni Letteratura alla Macchina, presente qui anche lo stampatore Antioco Bussu, un libro che ha richiesto un lavoro di ricostruzione che abbiamo preso strada facendo. Inizia il libro dicendo che questa di Cimino, per come l'abbiamo ricostruita, prima ancora scoperta, scritta, è una vita in ombras, cioè una vita in ombra, dove quell'ombra sta a significare l'ombra come ombra potente, ma anche come chiaroscuro, come una vita che a tratti è conosciuta, a tratti no, così come la poesia di Cimino, che a Biti stabilisce già da un po' di tempo una tradizione e è stata tramandata in maniera intergenerazionale, ma non così in altre parti. Perché quando mi è capitato di dire a qualcuno stiamo facendo un libro su Amico Cimino, chi? Amico Cimino, non me ne, chi torna strano, in Ugolo, in Aterologo, ma anche Amico Cimino, chi? Bene, questo libro serve, o almeno ha la pretesa, di tirare fuori da quel cono d'ombra di cui parlavo prima la vita, ma anche l'opera di Cimino, dove la ricostruzione di una vicenda umana, una vita che è stata vinas in anneos, serve a dire di quanta potenza espressiva ci sia nella poesia di questo autore che è vissuto tra il 1867 ed è morto nel 1934, e serve anche a capire come Amico Cimino, poeta d'amore, sia anche poeta in altre dimensioni, poeta civile, poeta satirico, poeta che addirittura ha polemizzato in versi, in perfetti versi sardi, in ottavas, in sestinas, mutos, anche su temi che potevano apparire lontani dal mondo di un poeta di paese. Ha polemizzato con i positivisti, con i sostenitori della teoria darwiniana dell'evoluzione, addirittura con gli illuministi. Lui si dice credente in Dio e polemizza sempre in versi, con una poesia che è capace di leggere il discorso, oltre che la struttura ritmica, su quanto è la presenza di Dio secondo la sua visione del mondo, e quindi polemizza in poesia contro i negatori dell'esistenza di Dio. Insomma, uno spettro di significati poetici ad ampio raggio. Tutto questo lo abbiamo scoperto, come dicevo prima, cammin facendo. Casidea, che ha capito sempre Daniele Cossello, decide pubblicare la poesia d'amore di Cimino. Cimino è stato il primo ispiratore per quanto riguarda questa poesia di amore del suo tenore di Munnelù, la prima formazione a quello che è stato poi il percorso e che ha significato un passaggio dalla dimensione locale, diciamo così, paesana o sarda, a una dimensione ben più vasta, globale. Ecco, Cimino ha accompagnato sempre il canto a tenores di Munnelù, ma anche di altri tenores istichesos, principalmente però di Munnelù. E Daniele, come fondatore, organizzatore, leader del suo tenore, ha sempre rapito questa idea di poter pubblicare una via, la poesia di amore di Cimino. E se hai intenzione di arricchire il suo lavoro che libro, dopo che hanno pubblicato il suo libro Poetas, però è capitato che una dia nato a tutta Goico e mi rendo disponibile a
cliccare anche quanto hacker, Taniele, io cosa ho manoscritto. Taniele, poi racconterà, era entrato in possesso dei manoscritti di Cimino. Abbiamo iniziato con la digitalizzazione, con il riversare i dati in computer, e a un certo punto io ho tornato, Taniele, ma non sei ricominciato questa scusa di amore, che non è stenuto del sé, no? E stessa che ha organizzato sul manoscritto, non si fin la numerazione che lei ha dato su Poeta dall'1 a un numero che adesso non ricordo, no, non lo so, ha organizzato secondo una sua idea particolare. E non l'ho conosciuto Taniele, ma inoltre mi pare che è giusto, dato che lui è musulmano, vuole pubblicare non solo Cimino poeta de amore, ma Cimino poeta de altre cose di questo mondo e di cose che ritengo e riteniamo importanti. C'è stata forse qualche titubanza, poi si è deciso veramente di intraprendere questa organizzazione di tutte le poesie di Cimino, quelle già edite, perché ce ne sono anche edite, pubblicate in volume, in fogli sparsi, e anche quelle che ancora non avevano visto la luce, che continuavano a restare in umbras. Ed è stata, vi dico, una scoperta sorprendente. E per quanto riguarda il valore della poesia di Cimino, e per quanto riguarda questa vita che, dicevo prima, è stata a volte tanto dissipata quanto travagliata, a neo di varie categorie, che come noi stiamo che a elencare, e anche nel libro ne facciamo soltanto accenno, ma viene fuori anche Cimino nella sua dimensione di poeta inserito dentro il proprio tempo, il tempo storico che è la terribile Sardegna del 1899, quella che registra il maggior numero dei latitanti in numero e nel circondario, che culmina con la battaglia, così viene definita ancora, del Morgogliare del 1899, da una parte lo Stato, l'esercito dello Stato, dall'altra l'esercito dei banditi. E che Cimino racconta, e noi lo riportiamo in questo libro. Cimino racconta in prosa. E questa sua appartenenza al tempo storico è rivelata anche dal fatto, lo scopriamo gradualmente nella ricostruzione della vita di Cimino, dallo scoprire che lui era amico, sodale di Giustiano Usata, uno dei poeti, forse il più grande poeta tra 8 e 900 della Sardegna, che ha contato anche in lingua sarda. Era amico dei poeti che, come Giustiano Usata, facevano parte del suo minuto, legati ai muti del 1868 che si sono verificati nel numero dopo la privatizzazione delle terre del Monte del Sasè. E addirittura viene fuori una storia d'amore di Cimino con Grazia Deledda. Cimino, che secondo Grazia Deledda menava avanti di essere stato il suo primo fidanzato. Cimino che addirittura viene fuori a volte in maniera manifesta, ma spesso un po' nascosta, e addirittura a quei tempi era riuscito a strappare un bacio a Grazia Deledda. E Grazia Deledda che tratta malissimo Cimino nella opera postuma che è uscita nel 1937, Cosima, dove Cimino viene descritto come quasi un oraco, uno storpio, ne vengono acuiti tratti fisici che poi non erano di Cimino. Cimino aveva una forte miopia. E tutto questo serve a far vedere in quale maniera la rispondenza nella poesia di Cimino, nella parte d'amore anche in quella no, non sia strettamente legata alla sua biografia, ma sia proprio come la poesia pretende di essere, quando è poesia vera, capace di essere anche sopra tutte queste cose e descrivere tutta una vasta campitura di situazioni e di personaggi.
E alla fine del nostro lavoro, quando si è deciso, ecco, di mandarlo in stampa, sono venute fuori anche altre voci della travagliata vita di Cimino, ma di questo facciamo solo accenno, perché è giusto che quella idea della vita in Umbras, di cui dicevo all'inizio, l'anarchia del chiaroscuro continui a restare tale, perché un risultato noi penso che, al di là di tutte le considerazioni che possono essere fatte, siamo riusciti ad ottenerlo, cioè mettere in un libro, in scrittura, quanto meritava di essere veramente raccontato, perché questo autore, a nostro avviso, merita veramente di essere considerato, come non era mai stato prima, tra i più grandi poeti in lingua sacra. Noi questo abbiamo cercato di narrare chi sul libro, come ha toccato a voi, chi lo legite, avete semplicemente resito, soprattutto. Grazie. Allora adesso dovrebbe esserci, secondo scaletta, un canto de sostenutes che posata a presentare direttamente Daniele, e che io chiedo che pubblicamente ringraziare che mi ha dato l'occasione di entrare in questa dimensione di questo poeta che io pure che altro non conosco. Adesso soscanto una isterrita, dopo notte e poi dopo ballo. Usata una restagnella di tesi trattata. Saluto a tutti, buonasera. È un vero piacere vedere tanta e tanta gente, tanto e tantos amigos che sono ben de todas le horas. Però ascoltare e conoscere questo libro, dite poesia, hai a talento quest'uomo, amico Cimino. Io però questa cosa con la che io era ultimata e incominciamo a presentare su canto a isterica se poche note. E il motivo di questa canzone dai Cimino è intitolato Avvertimento. Avvertimento che poi questa storrata sono missos della giustizia terrena che mette la giustizia divina. Ho la canta dal libro questa. Timide sa giustizia ventura chi non manca ne fan di canno e sora saboria maligna impostora sa farsi la del Deo ogni natura. Famiglia non ha,
aspetta o repentina. Chi pote dare sa celeste corte, a Bovi sparta una sicura morte, te vanno invocare notte di chi tormento de questa maniera de provare se ferro per una morte in mia sanfera sa sorte de sanfera sa spir orfelina Son de San Giustizia terrena, teni de San Giustizia divina. Grazie. Como cantamos uno canto e ballo Silvio. E noi che vos presentamos uno canto meta fantasioso di suo poeta. E noi venata che stiamo 30 sescos. E noi venata timite, cioè divinas, armonias e liutos di lira, violinos e mandolas di dolce canto arcana melodia. Virman de sor mortales os piutos in sa tepida notte e solas intonan di rinella San Ninnia. Questo canto è statuato a questa rinella dormita. Ma questi strumenti, però, questi strumenti, a un certo punto si pone a suonare solos, che ne essere sonatos. Questa è la fantasia di suo poeta. E su quale virman de sor mortale sostiutos, cioè silenzio massimo che hai dormita rinella.
Virman son mortales suspiutos in satecchi da notte e solas solas intonan virinella San Ninnia intimiti politici. Divinas armonias el liuton, divinas armonias el liuton, divina fiolinos el mandolan, divina Angela,